Treviso è assolutamente la provincia leghista e probabilmente ancora la più leghista d'Italia. Col numero di amministratori abbiamo dimostrato anche questa volta che abbiamo una maggioranza ancora ampia, siamo stati vicinissimi da fare il settimo che non è scattato per pochissimi punti, probabilmente il voto di uno o forse due consiglieri comunali, qualsiasi peso essi avessero avuto, e quindi noi siamo comunque soddisfatti. Nessuno scossone, la Lega resta il primo partito degli amministratori, sottolinea Dimitri Coin, nel giorno in cui al Sant'Artemio si distribuiscono le deleghe tra i nuovi consiglieri provinciali, centrodestra che sembra trovare d'unità dopo la corsa separata di fine settembre, segnata anche da tensioni. I veleni che ci sono stati è tutto passato. Ma assolutamente sì, fa parte della dialettica politica, ci saranno ancora tante cose su cui discutere, Forza Italia ha delle proprie prerogative anche a livello nazionale, porta avanti le proprie idee e poi si trova la sintesi in un centrodestra unito. Unità certo, ma tutti rivendicano il proprio risultato. Doppiato i consiglieri provinciali precedenti, che ci vede avere più che quartuplicato gli amministratori che ci hanno dato fiducia. Quindi, e poi si è conclusa con l'assegnazione di deleghe importanti, oltre alla vicepresidenta vicaria data appunto al vice sindaco Roberto Fava. Fava, vice sindaco aspresiano per Fratelli d'Italia, l'altro vicepresidente è Fabio Maggio, vice sindaco a sua volta Pederobba, esponente azzurro, sicurezza stradale al primo, innovazione digitale al secondo, personale, comunicazione e servizi ai comuni restano in capo a Marcon, turismo e cultura a Davide Acampora, Matteo Bellinato, Europa e Giovani, Roberto Borsato Bilancio, al sociale Giorgio Bredariol, protezione civile per Frediano Brotto, sport per Paola Chiessa, Raffaele Freda, edilizia scolastica, Olga Rilampa, pari opportunità, Valeria Salvati, transizione energetica, viabilità e urbanistica, Claudio Sartor, ambiente e trasporti, caccia e pesca, Diego Zanchetta. Così il Sant'Artemio con la politica anche trevigiana che già guarda alle regionali prossime venture. A Roma, riferisce Coin, si sta riaprendo il dibattito sul terzo mandato con conseguenze politiche a suo dire inevitabili. Nel momento in cui con un'ulteriore possibilità di mandato per il Presidente Zaia non ci sia nemmeno la discussione su chi vada a condurre e a guidare la Regione anche per i prossimi 5 anni. Quindi Meloni ci sta riflettendo. Beh, questo non lo sappiamo, però speriamo che si vada in questa direzione. Qualcosa è cambiato quindi in questi mesi? La sensazione c'è e vediamo se poi si materializza.